In tanti, mi raccomando, il tifo in questa 4x400 metri sicuramente dovete gridare più del sottoscritto, per cui voglio sentirvi per tutta la durata della gara gridare a più non posso per cercare di incitare le vostre squadre e chiudere al meglio questa bellissima manifestazione che sono i campionati nazionali universitari. Via con la gara, l'ultima staffetta 4x400. Partita la gara, adesso sì che potete gridare, potete cercare di incitare al meglio le vostre squadre. Ricordiamo che questa è la finale con il CUS Milano, il CUS Chieti, il CUS Bergamo e il CUS Politalico, per quello che riguarda questa finale della staffetta 4x400 metri, che andrà a chiudere questi campionati nazionali universitari a Messina 2012, egregiamente organizzati dall'Università di Messina, chiaramente anche dalla città di Messina, che ha dato il patrocinio per l'organizzazione di questi campionati. Normalmente la CUS Messina che ha organizzato questi campionati insieme all'Università di Messina. Intanto seguiamo questa gara e con il CUS Milano che cambia in testa. Grande applauso ovviamente al CUS Messina che ha organizzato questi campionati nazionali universitari con la collaborazione dell'Università di Messina, quella anche della città di Messina naturalmente. Intanto guardiamo, sta accadendo quello che è accaduto poco fa nella gara femminile dove gli atleti del CUS Milano praticamente stanno staccando tutti gli avversari, sono praticamente in prima posizione. Prima posizione per il CUS Milano. Vediamo invece per quello che riguarda invece la seconda posizione e il CUS Messina assieme al CUS e assieme all'Università di Messina che hanno organizzato questi campionati nazionali universitari che vedono l'epilogo con questa staffetta 4x400 metri dove il CUS Milano lo sta facendo veramente da padrone. Milano e il CUS Foro Italico in seconda posizione. CUS Foro Italico in seconda posizione. Il CUS Chieti in terza posizione. E quindi Milano, Foro Italico e Chieti